Allora amici, buongiorno, buona mattinata anche quest'oggi. Abbiamo l'opportunità della lettura dell'oroscopo. Quindi amici, buona Pasquetta a tutti, mi raccomando quest'oggi di fare i bravi e di rimanere dentro casa, perché se no perdiamo tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. I risultati di ieri sono stati positivi, ci sono stati oltre 400 morti, quindi stiamo scendendo a vista d'occhio, quindi vale la pena ancora un po' sacrificarci per poi prenderci quello che è nostro. Ok? Bene, allora, miei cari amici, andiamo con l'oroscopo del giorno, lunedì 13 aprile 2020. E partiamo con il segno dell'Ariete. Eccolo qua che arriva. Ariete, amore, attriti e tensioni a causa di una faccenda familiare potranno turbare anche le coppie più stabili. Quindi dovete fare un po' attenzione in famiglia, perché ci saranno un po' di attriti, ci saranno persone che cercheranno di creare confusione tra di voi. Quindi voi restate calmi, ormai lo sapete, fate orecchie da mercante. Provate a mediare e adottate un atteggiamento meno inflessibile. I cuori solitari oggi potranno intraprendere nuove promettenti conoscenze, quindi potete fare nuove conoscenze anche online. Attenzione, non è che deve essere per forza da vicino, anche online farete nuove conoscenze. Il segno del Toro, amore, chi ha una storia in corso da poco conquisterà la fiducia piena del partner. Quindi se avete conosciuto una persona da poco e ha iniziato una storia, pian piano conquisterete la fiducia l'uno con l'altro, mentre le coppie solide avranno lo sguardo rivolto verso il domani, quindi si penserà al matrimonio, quindi le coppie stabili cercheranno di un futuro, matrimonio, convivenza, cercheranno di mettere già una data. Oggi le stelle annunciano ai singoli amore imprevisti e improvvisi, diciamo, conoscenze che saranno un po' folgoranti, ok? A prima vista, diciamo. Venere migliori contatti anche con persone difficili, quindi anche con le persone un po' antipatiche, un po' difficili, oggi ci andrete d'accordo. Gemelli, amore. Chi è reduce da una burrascosa storia d'amore avrà paura di fare passi azzardati, è chiaro, sempre per la paura di ricadere nella trappola sentimentale e poi per soffrire di nuovo, quindi questa è la paura. Ma la voglia di innamorarsi di nuovo sarà così forte che potreste cedere, è chiaro, perché innamorarsi, sentirsi innamorati è una cosa bella e quindi vale la pena rischiare. I single, con l'aiuto di Venere, avranno occasioni uniche ed imperdibili per fare conquiste, quindi anche i singoli avranno uniche occasioni, non perdetele. Cancro, amore, oggi non tira aria buona e questo lo avete capito subito. Tutto sembra dover attendere. Anche i sentimenti hanno bisogno di una pausa, quindi oggi siete in conflitto con voi stessi, non sapete cosa volete e quindi l'unica cosa da fare, rimanete in pausa, stand by. Domani è un altro giorno. Buone le previsioni per i single in cerca di nuovi amori, anche se a volte si tratta di sentimenti non corrisposti. Quindi per voi singoli dovete valutare bene nuovi amori in arrivo.
Valutate bene quale sia la persona giusta per voi, onde evitare confusione, come già avete fatto nel passato. Leone, amore. Venere suggerisce di dedicarsi alla persona amata con garbo e dolcezza e di evitare il più possibile le scenate di gelosia. Quindi voi del Leone cercate di essere meno gelosi, è chiaro? Perché come si usa dire, chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Con un piccolo sforzo saprete adattarvi alle situazioni. Fantasia e vivacità aiuteranno i cuori solitari ad avere successo nelle nuove conoscenze. Anche voi farete nuove conoscenze, carissimi single del Leoncino, anche se solo online, ma conoscete belle persone. Vergine, una spettacolare luna vi rimette in sesto e rilancia in voi l'entusiasmo. Sarete dinamici e brillanti. Un vero punto di riferimento per il partner. Se siete single e in cerca di un'anima gemella, avete tutte le carte in regola per rendere speciale questa giornata. Allora, voi della Vergine volete mettervi in piedi, rimettervi in piedi, perché avete avuto delusioni che vi hanno fatto diventare un po' più dura, però sapete meglio valutare. Quindi prendete tutta la vostra rabbia, mettetela da parte e cercate di essere un po' più entusiasmo per voi stessi. Bilancia, amore. Oppressi dal peso di certe responsabilità, sarete sfuggenti e non darete certezze al partner. Quindi senza, ammortizzato molte responsabilità, sarete sfuggenti, cioè come se il fatto non è vostro, cioè distratti, però è un distratto consapevole, fatto apposta. Cercate di assumere un po' più elasticità. Tuttavia le stelle suggeriscono di intraprendere al più presto una scelta, soprattutto se siete già impegnati. Come dicevo io, fate la vostra scelta. I single preferiranno filtrare senza inibizione. Quindi, come va, come viene, va sempre bene per voi single. Allora, Scorpione, amore. Amore altalenante, oggi sarete costretti a rivedere alcuni progetti che avevate in corso, quindi dovete valutare un po' se accettare oppure no, se incontrare una persona oppure no, se amare oppure no, valutate bene, non abbiate paura di prendere delle decisioni. Nuove avventure in arrivo per i single, ottime prospettive per conoscere persone interessanti. Anche voi conoscerete persone molto interessanti, quindi sarà una giornata di fuoco per voi single. Sagittario, amore, prima di prendere certe decisioni, ascoltate il parere delle persone di cui vi fidate e che hanno affrontato già le stesse esperienze. Chiedete consigli a qualche amica fidata che già ha avuto le vostre stesse esperienze, vi può consigliare in bene e quindi, avendo già delle esperienze davanti agli occhi degli altri, difficilmente potete cadere nella trappola. In vista conferme per molti single che attendono rivelazioni in attesa su una persona. Capricorno, amore, Nettuno in opposizione oggi complica in modo particolare i rapporti, soprattutto nella sfera sentimentale, quindi avete Nettuno un po' contro, che complicherà la vostra giornata nei rapporti, soprattutto nella sfera sentimentale. Fate attenzione, cercate di essere molto cauta nell'amore. L'attenzione sulle faccende urgenti vi farà trascurare il partner.
quindi cercate di essere un po' più coccolosa, ve lo troverete poi in serata. Attirandovi il suo malumore, quindi poi che succede? Che ci saranno litigi e il malumore cadrà su di voi. I single potranno risaldare un'amicizia che nel tempo si era perduta, quindi c'è possibilità che oggi potete fare la pace con un amico o con un'amica che avevate litigato. Acquario in amore, le coppie solide potranno litigare a causa di vecchie problematiche che piomberanno a turbare la serenità. Quindi tirate in palio delle vecchie situazioni, dei vecchi litigi, dei vecchi malumori del passato, e quello può creare una giornata, o meglio dire, vi può intossicare la giornata. L'urgenza di risolverle è parecchia e prima lo fate meglio è. E i single dovranno cercare di non essere troppo insistenti con qualcuno che fatica ad accettare. Quindi, se non gli piacete, è inutile che andate a insistere per creare solo confusione intorno a voi e alla persona che vi interessa. Infine il segno dei pesci, amore, oggi non è un problema. Forse è il vostro carattere introverso è sospettoso a rendere tutto complicato, quindi pensate che voi capite tutto voi, siete voi gli unici esseri viventi, volete sempre avere ragione, non funziona così. Date un po' di aria, un po' di serenità, un po' di spazio anche a chi vi circonda, ok? Fate una pausa per fare il punto della situazione, rendetevi conto. Giornata complicata per i single, recupererete la serenità in serate, quindi giornata anche per voi single del segno dei pesci, vi intossicherete la giornata, sarà una giornata brutta, però in serata andrete a recuperare. E così era l'oroscopo di lunedì 13 aprile 2020. Anche quest'oggi ce l'abbiamo fatta. Vi auguro una buona Pasquetta, rimanete chiusi in casa, se avete bisogno di me in privato fatelo, questi sono i numeri nello scroll, potete chiedermi per qualsiasi cosa, un consulto di cartomanzia, potete chiedermi per un ritorno e legamenti d'amore. Mi chiamate in privato e mi raccontate la vostra storia, io vi dirò come è possibile intervenire, quali sono i costi, tutte le informazioni che volete. A tutti un abbraccio e, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti, un bacio, a domani mattina. Ciao a tutti.